Dobbiamo dire di essere totalmente insoddisfatti delle risposte che dalla Regione arrivano in una fase complicatissima per l'economia nazionale e regionale. Abbiamo ancora sulle spalle gli strascichi della pandemia, il sistema sanitario regionale è sottoposto ancora ad uno stress importante ed è arrivata anche la guerra, il caro bollette e i costi energetici. Il governo nazionale non dà le risposte che ci saremmo aspettate, proponendo una manovra iniqua e con risorse insufficienti, e la Regione del Veneto come sempre sta alla finestra a guardare. Tutto questo mentre le case di riposo devono fare i conti con dei costi che saranno costretti a scaricare sulle rette, gli istituti universitari non sono in grado di pagare le borse di studio agli studenti idonei non beneficiari, i medici di medicina generale continuano a non essere numericamente sufficienti per garantire l'assistenza primaria e le famiglie non riescono a arrivare a fine mese. In questo quadro, dicevo, la manovra proposta da Luca Zaia non risponde a queste necessità e quindi oggi come Partito Democratico abbiamo presentato la nostra contromanovra da 200 milioni per affrontare da un lato le emergenze più gravi e dall'altro lato per cominciare a proiettare il Veneto nel futuro, finanziando le borse di studio per gli studenti idonei beneficiari, prevedendo dei contributi per le rette degli asili nido e per i centri estivi che sono costi ormai insostenibili per le famiglie che certamente non aiutano la natalità. C'è tutta la manovra sul caro bollette, cioè per garantire sussidi maggiori alle famiglie per affrontare il pagamento drammatico delle bollette di gas e riscaldamento. C'è il tema che riguarda le case di riposo con le rette, con la necessità di intervenire per calmierare l'aumento ormai incontrollabile delle rette per le famiglie, a carico delle famiglie che hanno anziani o disabili in residenza o semiresidenza. E diciamo anche le borse di studio, l'appello arriva, cioè la proposta arriva da una città come Padova, insomma sede di una delle più prestigiose università d'Italia. Sì, la Regione del Veneto è una delle poche regioni in Italia che non è in grado di garantire il pagamento delle borse di studio a quelle studentesse, a quegli studenti che hanno vinto il bando, cioè che in graduatoria risultano idonei per reddito e per merito a riceverla. Questo è un fenomeno drammatico che sta già portando molti ragazzi a rinunciare agli studi universitari e noi crediamo che questo sia una manovra iniqua dal punto di vista sociale, perché non può essere il censo la leva che consente di studiare o meno, e pensiamo sia anche un mancato investimento sul futuro, perché formare i ragazzi nelle nostre università significa investire sulla capacità della nostra regione di essere competitiva nei prossimi anni, e quindi chiediamo alla regione di integrare i fondi per erogare a tutti gli studenti idonei il contributo di borsa di studio.